Eccoci a metà del cammino che ci siamo prefisso per quest'anno nella lettura delle pagine cordiali, cioè delle pagine di grandi autori italiani e possibilmente anche stranieri che meritano di essere ascoltate e conservate nella memoria come parte di un'esperienza che un tempo era necessaria, ineliminabile e che oggi qualche volta si trascura con grave danno anche per tutti noi. E non abbiamo l'abitudine di presentare il lettore di turno, lettore nel senso totale della parola, nel senso vagamente inglese della parola. Ma mi basti dire che Anna Dolfi è professore ordinario di letteratura italiana moderna e contemporanea nell'Università di Firenze e che si distingue sia per la vivacità militante del suo rapporto con la letteratura contemporanea, sia per il rigore con cui di questa letteratura moderna e contemporanea sa dar conto con sguardo di critico e di storico. Oggi ci parlerà di un poeta, Mario Luzi, a cui l'Italia deve molti risarcimenti, io credo, e non solo l'Italia. Io di lui ho un ricordo incancellabile. L'ultima volta che lo vidi, molti anni fa, lo vidi all'Accademia Olimpica di Vicenza, dove presentava una sua traduzione di Racine che poi sarebbe andata in scena in quello splendido teatro che forse qualcuno di voi conosce. Ora lo ritroviamo fra noi per merito di Anna Dolfi, che ci parlerà di Mario Luzi, il tempo e la struttura dell'immagine. Grazie Amalio per la affettuosa presentazione e per l'invito, una bella occasione, come ha detto, per risarcire Luzi, alludeva Amalio Pastore Stocchi, a un doppio risarcimento, in Italia e all'estero. All'estero l'allusione credo fosse a quel premio Nobel troppe volte ravvicinato, a distanza ravvicinata e invece perduto. Quanto ai risarcimenti italiani, mi fa piacere che lo abbia detto, perché Mario Luzi, insieme ad altri poeti della sua generazione, ai quali era stato dato il nome di ermetici, è stato oggetto di campagne, come dire, denigratorie, basate soprattutto sull'accusa di oscurità che io spero che la mia lettura fugherà, perché credo, è vero che gli anni sono passati, ma voi sapete che dei Sepolcri del Foscolo fu detto che era un fumoso poema e poi i tempi ci hanno abituato a leggerlo. E quindi anche questa poesia, che all'inizio sembrava impenetrabile, difficile, oscura, ergo ermetica, invece ci sembra molto facilmente eseguibile. Dunque Mario Luzi nasce a Firenze il 20 ottobre del 1914. Quest'anno ricorreva il centenario della nascita e il decennale della morte. È morto a Firenze sempre nel febbraio del 2005. Nato appunto Firenze, anzi un po' ai margini della città, a Castello, là dove c'è una magnifica villa medicea, morto a Firenze. Questo già vi dice che la sua vita è sostanzialmente legata da molti punti di vista a questa città, nonostante che ovviamente come tutti abbia viaggiato anche nel nord e abbia passato molti anni come professore di letteratura francese all'Università di Urbino prima di arrivare a quella di Firenze. Ma già vi accennavo che insieme a Piero Bigongiari, a Alessandro Parronchi e a molti altri fa parte di quel nocciolo duro, appunto, che si può chiamare l'ermetismo fiorentino. Io tendo sempre a sottolineare che a mio parere il nome di ermetico, ermetici, va attribuito soltanto ai
questo gruppo di poeti della terza generazione che operarono a Firenze negli anni che vanno proprio dalla pubblicazione del primo libro di Luzzi, La Barca, 1935, fino praticamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi 45 e anni immediatamente seguenti. Perché troppo spesso, anche nei libri seri, voglio dire, non solo nelle antologie scolastiche, ma in quelle di colleghi e studiosi, si trova sempre utilizzato il termine ermetismo in senso molto lato e spesso anche in senso vagamente denigratorio e peggiorativo, a partire appunto da quello scritto di Francesco Flora del 1936, intitolato La poesia ermetica, laddove per poesia ermetica si intendeva tutto, dai maledetti francesi Baudelaire e poi Saussure, Rimbaud, Mallarmé, fino agli italiani, Ungaretti, Montale, erano tutti ermetici e tutti naturalmente ad deterrendum, possibilmente da evitare. Invece questo termine, in senso proprio, come spesso succede, è stato subito dalla generazione perché aveva una connotazione, diciamo, peggiorativa che alludeva all'oscurità. Questa accusa di oscurità spero che riusciremo appunto a fugarla, rendendo a Luzzi quello e agli altri suoi coetanei quello che meritano, ma nello stesso tempo va detto anche appunto che ci sono delle tecniche, delle modalità di scrittura che sono tipiche di questa generazione e più in generale sono tipiche del simbolismo europeo che una volta, come dire, individuate sono di forte ausilio alla lettura. Il fatto che dall'accusa di oscurità abbia provveduto anche a scagionarli per quanto riguarda i compagni di generazione Eugenio Montale è significativo. Montale diceva: il poeta, a differenza del narratore che ha ampi spazi a disposizione, lavora in uno spazio ristretto, quindi deve concentrare. E in particolare, come noi sappiamo, gli autori del Novecento utilizzano fortemente l'istituto dell'analogia, che naturalmente condensa. In particolare poi gli autori dell'ermetismo appunto questa abitudine la porteranno alle estreme conseguenze. Un importante studioso che però elas non ama gli ermetici, Pier Vincenzo Mengaldo, ha scritto un bel saggio sul linguaggio della poesia ermetica, nel quale, da par suo, da studioso ovviamente della lingua, ha individuato alcuni elementi caratteristici che via via che leggeremo i testi vi farò notare. Però è importante conoscerli perché quando lo sappiamo risolviamo i problemi di comprensione molto facilmente. Allora, tra le caratteristiche della poesia moderna in generale, di quella ermetica in particolare e quindi in gran parte anche di quella luziana, abbiamo l'uso del sostantivo assoluto, ovvero l'abolizione degli articoli. L'uso del plurale in luogo del singolare. Vedrete che leggendo Luzzi vi farò notare questo. Gli aprili, in realtà si tratta del mese di aprile, ma è un uso. L'uso passepartout, ovvero che serve un po' a tutto, della preposizione a, che viene usata più del normale, assieme a un'utilizzazione assai libera delle preposizioni in generale. Poi un forte uso ovviamente dell'analogismo, uno spinto uso della sintassi nominale. In questo Luzzi forse è meno, come dire, spinto degli altri, l'uso fortissimo dell'astratto e poi latinismi frequenti, la necessità che noi abbiamo di dover riportare le parole
non all'uso linguistico degli anni 30 o 40 nel quale i nostri scrittori appunto scrivevano, ma all'etimologia, l'etimologia propria, e anche in questo caso vi mostrerò degli esempi. Uso transitivo dei verbi intransitivi e poi gli accostamenti arditi che, se soltanto ci pensiamo un po', si risolvono facilmente. Allora, la Damnatio Memoriae di Mario Luzi è legata ad alcuni versi che erano sembrati incomprensibili ai lettori del tempo. Parla il cipresso equinoziale, semplicissimo. Gli equinozi, il cipresso, una pianta tipica della Toscana, come può fare un cipresso a parlare? È pieno di uccelli e gli uccelli ovviamente a loro modo, in qualche modo, parlano. Quindi questo cipresso equinoziale agli equinozi. Oscuro, un altro verso, oscuro e montuoso esulta il capriolo. È chiaro che il capriolo di per sé non è montuoso, voglio dire che l'aggettivo è impropriamente combinato, ma il capriolo sta in montagna e quindi attraverso questo processo di condensamento è esultare, ma l'esultare è il saltare, no? Saltare il capriolo ovviamente salta. Quindi vedete che sostanzialmente la presunta incomprensione con un po' di buona volontà si scioglie. Qual è l'altra accusa? E così le mettiamo subito sul piatto sperando di spazzarle via, che era stata rivolta agli ermetici e a Luzi ovviamente, che è stato considerato il più significativo tra di loro in particolare, cioè il fatto di essere disimpegnati in anni assai delicati per la politica ovviamente nazionale e il fatto di parlare di cose che con le problematiche, diciamo pure etiche e più latamente etico-politiche, appunto non avevano a che fare. Anche su questo punto spero di farvi vedere come sia fortissima la componente etica, nel caso di Luzi di marca religiosa, ma in genere all'interno della generazione ermetica di marca religiosa, una religiosità che all'inizio è più strettamente, diciamo, legata a una religiosità cattolica e che con gli anni poi si allarga in dimensione cristiana, ecumenica, come dire sempre più larga, ma indubbiamente è un elemento appunto importante della poesia di Luzi. Per questo comincerò come primo testo da proporvi con uno che si intitola Alla vita. Qui per far scorrere il PowerPoint posso farlo io? Benissimo, non sono granché... C'è la freccetta in basso. Ecco. Ah, ecco, bene, perfetto, grazie. Dunque, la prima immagine vi propone Firenze, come vedete. È una immagine della Firenze dantesca, circondata dalle mura, che poi naturalmente non ci sono più. Voi vedete alcuni punti. Mario Luzi ha passato gli ultimi anni della sua vita all'altezza di un ponte che qui non è disegnato e che corrisponde alla zona di Bellariva. Perché vi dico questo? Perché la presenza dell'acqua, la presenza del fiume, la presenza dell'Arno è fondamentale, così come la presenza della città turrita nella quale si è trovato a vivere. L'altra immagine invece è un'immagine del Luzi ormai maturo, il Luzi che negli ultimi anni, come sapete, sarebbe stato addirittura nominato dal Presidente della Repubblica senatore a vita, a riprova invece di un impegno etico
che diventa fortissimo negli anni, in particolare a partire dai tardi anni 70, metà degli anni 80, già in un libro molto bello per il battesimo dei nostri frammenti noi troviamo molte poesie di impegno politico nelle quali si stigmatizza la folle politica internazionale, per esempio la banda dei quattro in Cina, oppure il terrorismo, il linguaggio, la violenza che viene vista come un'alterazione del linguaggio e nella poesia di tipo politico Luzzi utilizza gli avverbi che normalmente non sono stati considerati poetici, diciamo, vengono invece usati da Luzzi con insistenza addirittura nella clausola delle poesie. Vi cito un verso famoso: muore ignominiosamente la Repubblica, e questo è uno dei punti sui quali sarebbe tornato a lungo per tanti anni. L'importanza di Firenze. Firenze dove nasce nei pressi di Castello, dove c'è la Villa Medicea. L'importanza di Firenze che in quegli anni era un punto di ritrovo della cultura, perché c'era ancora l'onda lunga del futurismo che aveva visto grandi personalità a Firenze, c'erano case editrici, c'erano riviste, c'erano caffè. Le Giubbe Rosse, dove da quando sarebbe arrivato a Firenze sulla fine degli anni 20 si sarebbe fermato Montale, e il Pascoschi dalla parte opposta della Piazza della Repubblica, che sarebbe diventato il luogo di ritrovo dei giovani scrittori, i quali solo su invito potevano attraversare la piazza e andare a salutare Montale dall'altra parte, che era severissimo nel centellinare gli inviti. Una grande università dove insegnavano professori come Momigliano. Più tardi, con le leggi razziali, allontanato Momigliano, sarebbe subentrato Giuseppe De Robertis, che era amico personale di Ungaretti, che consigliava Ungaretti nelle varianti. Questo per dire che era una fucina viva di poesia, ma ci insegnava Foscolo Benedetto, Casella, quindi illustri filologi romanzi, francesisti. Mario Luzzi studia letteratura francese, non è un caso che si sia ricordata la sua traduzione di Racine, non è un caso anche che io vi parlerò di alcuni suoi versi che molto devono alle traduzioni. Ma il tempo passa velocemente, quindi mi soffermerò sostanzialmente soltanto sulla prima fase della poesia di Luzzi. Luzzi è un poeta che ha scritto molto. È partito con un piccolo libro, La barca, seguito da un secondo, lo vedete, a vento notturno, però poi sarebbe arrivato alla fine della sua vita a mettere insieme, tra libri editi in vita e libri postumi, ben 18 volumi di poesia, alcuni dei quali anche abbastanza spessi. La sua opera poetica fino al 98, però 7 anni prima della sua morte, è raccolta nello splendido Meridiano curato da Stefano Verdino, che è uno strumento essenziale naturalmente per chi voglia leggere o lavorare su Luzzi. Però trovate qua la suddivisione delle opere nelle 3 fasi che Luzzi stesso, perlomeno fino a 10 anni prima della morte, aveva progettato. Il giusto della vita, nell'opera del mondo, frasi nella luce nascente. Il giusto della vita non vuol dire ciò che è giusto nella vita, ma significa la giustezza. Quindi non ha a che vedere con la giustizia, ma con la giustezza. E questo è importante perché rientra nel recupero in qualche maniera provvidenziale che Luzzi fa sempre di quello che accade e che trova una sua giustificazione, ivi compresa, e anche questo è un punto sul quale tornerò, la morte. Nell'opera del mondo invece, come capite, ci dà l'idea di questo
opus, di questo muoversi delle cose del mondo, che però in qualche maniera portano anche nel magma, nella difficoltà dell'esistere, nel fuoco della controversia, ma con la necessità di dover trovare un qualche fondamento invisibile che guida le cose. E poi l'ultimo periodo, Frasi nella luce nascente, con dei titoli che già vi dicono molto: il battesimo dei frammenti, il battesimo come atto sacrale, i frammenti sono quelli della poesia, il poeta che non può che esprimersi per frammenti, ma che chiede a cosa? Alla poesia con la P maiuscola in qualche maniera di battezzare le sue parole. C'è un testo fondamentale che si trova al centro esatto. Il battesimo dei nostri frammenti contiene un numero dispari di poesie e al centro esatto si trova una poesia che si intitola Vola alta parola. Vola alta parola, tocca il nadir e lo zenit della tua significazione. Quindi la preghiera, in qualche maniera, del poeta è che la poesia arrivi a esprimere quello che il poeta in qualche maniera sogna. Ma continua il testo, non ti allontanare, conserva il caldo di me. Così come aveva in qualche modo detto Ungaretti quando aveva scritto quella poesia del Porto Sepolto, nella quale aveva parlato di quello che si perde dopo che la poesia è riemersa alla luce, Luzzi parla del fatto che la poesia non appartiene più a chi l'ha scritta, una volta appunto lasciata sulla carta, e quindi la speranza che la poesia possa conservare una qualche traccia di colui che l'ha creata, anche per diventare cordiale, umana, per essere in qualche maniera comunicativa, per mantenere una sua paradossale fragilità. E appunto non è un caso il battesimo dei frammenti, frasi e incisi di un canto salutare, sono anche questi dei frammenti per andare verso questo viaggio che è terrestre e celeste insieme. Ma io mi soffermerò sulla prima fase, il giusto della vita, però ho dato un titolo che dice dalla barca a dal fondo delle campagne, cioè ho scardinato un attimo sfondando nel secondo tempo luziano. Perché? Perché dal fondo delle campagne è vero che già, come dire, si colloca nell'opera del mondo, ma continua quella poesia attenta al pagus, al villaggio, alla natura, alla terra, che è tipica proprio del Luzzi successivo alla guerra, il Luzzi di Primizie del deserto e di Onore del vero. Mentre invece la grande rottura della poesia luziana interverrà nel Magma nel 1963, quando la poesia si farà in qualche maniera discorso quasi teatrale, ci saranno degli inserti dialogici, si lascerà spazio all'invettiva, ma sarebbe complesso parlare di tutto. Veniamo, vi dicevo, alla vita. Che cos'è la vita? Cosa fosse da un punto di vista etico la vita per Luzzi e per questa generazione lo avrebbe a posteriori teorizzato Carlo Bo in un discorso pronunciato nella Basilica di San Marco nel settembre del 1938 e che si intitola Letteratura come vita. Quindi dire alla vita vuol dire alla letteratura e dire alla letteratura vuol dire alla vita. Cos'è che scriveva Bo parlando a nome di tutti? Non è questa letteratura, cioè la letteratura come mestiere, quella in cui abbiamo creduto. A questa letteratura, ovvero la letteratura come mestiere, non abbiamo mai creduto. Se qualche maestro indegno, se qualche anno di scuola ci hanno condotto a un'ansia sterile,
lo stesso nostro dolore, l'immediata mancanza d'aria ci avvertivano dell'inganno e del senso nascosto dell'unica letteratura. Rifiutiamo una letteratura come illustrazione di consuetudine, quando sappiamo che è una strada e forse la strada più completa per la conoscenza di noi stessi. Noi crediamo alla vita nella stretta misura della letteratura. La letteratura è una condizione, non una professione. La nostra letteratura sale dalle origini centrali dell'uomo. È un discorso continuo che apriamo con noi stessi. La letteratura tende alla identità, collabora alla creazione di una realtà. Quindi vedete, se non, come dire, concretamente politica, l'istanza etica profonda che sta dietro a questa poetica e che sta dietro quindi anche a questa prima significativa poesia che viene dal libro di un giovane appena 21enne che è una poesia indirizzata alla vita. Amici, ci aspetta una barca e dondola nella luce ove il cielo si inarca e tocca il mare. Volano creature pazze ad amare il viso di Dio caldo di speranza. Allora, intanto questo moto cordiale di rivolgersi a qualcuno, amici. È tipico dei poeti dell'ermetismo, sarà tipico della poesia di Luzzi e sarà tipico anche della critica dei critici dell'ermetismo, Bo, il grande Oreste Macri, parlare con il noi. Ognuno di loro si sentiva investito della possibilità di parlare appunto per quegli amici. Amici, ci aspetta una barca e dondola nella luce ove il cielo si inarca. Vedete subito l'uso delle rime solide, importanti, piene, inarca, che banalmente allude ovviamente al punto nel quale esiste il filo dell'orizzonte, ma nella parola inarca, e i poeti lavorano con il significante, naturalmente con la materia verbale, con le parole, nella parola inarca ci sta dentro uno dei più grandi, in fondo, sinonimi di barca, l'arca, che è ovviamente il luogo della protezione, il luogo nella quale si raccolgono tutte le cose che si possono in qualche maniera salvare. Da dove viene a Luzzi l'idea della barca, dell'arca? Beh, gli viene banalmente dal fiume Arno, dai Renaioli, dalle barche che vedeva, ma sarebbe troppo facile limitarsi a questo. Viene, come avrebbe scritto in una lettera indirizzata a Carlo Betocchi, un poeta della generazione precedente alla sua, che considerava come un maestro, da uno scritto di Roberto Papi, un autore completamente sconosciuto anche agli addetti ai lavori ormai, ma che era un loro amico, che aveva scritto: io vorrei in un bastimento fantastico navigare. E però vi potrei ricordare piuttosto Novalis, nell'augusta barca voliamo al cielo. E ancora di più, come voi capite, visto che c'è Dante, c'è la Firenze trecentesca, Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e chiusi in un vasel che ad ogni vento, eccetera, eccetera. Quindi c'è il grande sogno della letteratura come un luogo di incontro di spiriti eletti, e potremmo dire in un'epoca nella quale gli spiriti eletti erano costretti a tacere, a stare attenti, a non parlare troppo, perché appunto c'era una forte censura. Abbiamo già visto come l'idea della barca
venga e dai fermenti poetici letterari del tempo, dalla grande tradizione classica, perché la poesia nasce sulla poesia, nasce dalla memoria della poesia, e dalla grande tradizione appunto italiana. E quindi qui avete il passo di Bo di Letteratura come vita e subito dopo abbiamo il cielo che si inarca, incontra, tocca il mare e volano delle creature pazze ad amare il viso di Dio caldo di speranza. Allora, anche su queste creature pazze ad amare si è giustamente ricordato il Montale di Riviere, laddove Montale parla di pazzi voli nella luce. Giancarlo Quiriconi ha per primo segnalato una fonte onofriana, Arturo Onofri, un autore che tutti i poeti del Novecento hanno letto, salvo poi occultarlo con attenzione. Però lo stesso Luzzi, in un libro di conversazioni sul cristianesimo, ha detto che aveva pensato agli uccelli all'inizio, ma che potrebbero essere anche degli angeli. Allora io queste creature pazze ad amare, naturalmente mi piace assai di più pensarli come angeli. Perché? Perché a mio parere la bellezza e l'importanza della barca sta anche nella nostra capacità di lettori di togliergli tutto quel facile bamboleggiamento con figure femminili, figure materne che invece vanno recuperate in tutt'altra chiave, per porre queste immagini, che sono molto importanti, sugli sfondi oro o azzurri della grande pittura trecentesca, che era soprattutto la grande pittura senese. Luzzi vive e si nutre della cultura senese, non è un caso che verso la fine della sua vita scriva un libro che parla del viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, che era il grande pittore che affresca Siena e affresca il palazzo naturalmente di Avignone. Ora qui ho preso un'immagine qualunque, ma perché nella parte alta si possono vedere degli angeli che sembrano delle creature che vedete anche qua, e non trovando di meglio ho preso dalla copertina di un bel libro di racconti di uno scrittore moderno, Tabucchi, laddove viene riprodotto un breviario manoscritto del XV secolo, dove voi vedete questi strani ectoplasmi che sono delle creature pazze che ruotano intorno ai volti divini. Quindi continuava la poesia alla vita dicendo: noi siamo in terra, ma ci potremo un giorno librare. Ecco, quindi questa ansia ha una elevazione dalla terra, che poi si spiega anche se andiamo a rivedere gli autografi di questa poesia, nei quali si parla appunto di navi che salpano per luoghi lontani, ma si parlava anche di chiglie silenziose che portavano i morti in qualche maniera, e quindi c'è continuamente questo elemento della morte sulla quale poi torneremo. L'idea del librare continua in tutta la raccolta della barca, perché è anche un sogno, diciamo, che viene ipotizzato per le fanciulle fiorentine, le ragazze fiorentine. C'è una lirica, canto notturno per le ragazze fiorentine, nelle quali queste giovinette sono invitate a lasciare, dormendo, il loro corpo alla terra e librarsi un po' in questo mondo che, se volete tradurlo in termini figurativi, vi fa pensare alle immagini del grande simbolismo europeo, insomma, no? Nelle quali vedete delle figure che si librano. Quindi, amici, ci aspetta una barca
colui che parla, rivolgendosi agli altri, vede il mondo davanti a sé. Ma poi, andando avanti nella lirica, amici, dalla barca si vede il mondo. È come se tutti si fossero trasferiti appunto in questo vasello e in lui una verità che procede, quindi la verità che guida il mondo, intrepida, un sospiro profondo dalle foci alle sorgenti, che è un modo di procedere ovviamente innaturale, perché i fiumi vanno normalmente dalla sorgente verso la foce, ma è questo tentativo di risalire il percorso della creazione fino ad arrivare alla fonte stessa della creazione. E poi la lirica si chiudeva con le ragazze che alle finestre annerite guardano verso i monti con un atteggiamento leopardiano, spesso troveremo dei monti azzurri, mentre nelle stanze la voce materna, senza origine, senza profondità, si alterna col silenzio della terra. Quindi la voce della madre legata all'origine, al di fuori del tempo, le fanciulle che invece sono legate in qualche maniera al tempo. Qualche cosa naturalmente si incrina. La barca era uscita nel 1935, ne abbiamo un'edizione successiva del 1942, nella quale Luzzi aggiunge una poesia straordinaria che intitola Copia da Ronsard per la morte di Maria. In realtà si tratta di una traduzione talmente bella da diventare una poesia autonoma. È una lirica che Ronsard aveva scritto per una fanciulla amata e morta giovane. I poeti hanno in genere bisogno di donne che muoiono giovani, quando non ci sono se le inventano. È il caso di Montale con la sua prima Annetta Arletta. Altre volte invece sono tristemente morte, la fidanzata tristemente morta di Caproni, e le fanciulle morte della poesia di Luzzi. Le fanciulle morte della poesia di Luzzi sono legate a Renata Monaci, che era la sorella di quella che Luzzi avrebbe sposato. Questa giovane Renata Monaci si uccise, quindi una morte per suicidio, davanti a uno specchio. E questa morte ossessiona, come non poteva non accadere, la poesia di Luzzi, e dà una patina di tristezza a tutta la poesia successiva al 40, la poesia di Avvento notturno, e naturalmente si combina con l'altro grande dramma che è quello della guerra, che non poteva non toccarlo. Quindi quando leggiamo questa poesia per la morte di Maria non dobbiamo dimenticare che c'era probabilmente anche questo di più di coinvolgimento appunto di Luzzi. Come quando di maggio sopra il ramo la rosa nella sua bella età, nel suo primo splendore, ingelosisce i cieli del suo vivo colore, se l'alba dei suoi pianti con l'oriente la sposa, nei suoi petali grazia ed amor si riposa, cospargendo i giardini e gli alberi d'odore, ma affranta dalla pioggia o da eccessivo ardore, languendo si ripiega, foglia a foglia corrosa. Così, nella tua prima giovanile freschezza, terra e cielo esultando di quella tua bellezza, la parca ti recise, cenere ti depose. Fa che queste mie lacrime, questo pianto ti onori, questo vaso di latte, questa cesta di fiori, e il tuo corpo non sia vivo o morto che rose. Sentite, splendidi endecasillabi. Luzzi è uno degli autori del Novecento italiano che è capace di manovrare l'endecasillabo in una maniera straordinaria. Un sonetto perfetto e un gioco estremamente abile, come devono fare i traduttori veri, che quindi scrivono poesia,
naturalmente di perdite e di recuperi, visto che il testo francese sarebbe stato letteralmente come si vede sul ramo, e invece la genialità di Luzzi è di introdurre l'elemento tempo con quel quando, come quando di maggio sopra il ramo la rosa, ma poi naturalmente non può più usare il quando, perché l'ha usato nel primo verso, e quindi introdurrà un se la terra e il cielo esultando lì introduce un gerundio, e in altri casi appunto modifica quand l'aube de ses pleurs, se l'alba dei suoi pianti con l'Oriente la sposa. Quindi mette in gioco uno straordinario sistema traduttorio e anche di costruzione della poesia. Dello stesso clima turbato e preso da questa fragilità ci sarà un'altra poesia, Giovinetta, Giovinetta, che di nuovo si ricorda della morte di Renata Monici. Ma vi faccio notare subito una cosa, ripete 2 volte la stessa parola, Giovinetta, Giovinetta. Il titolo lo ripete nel primo verso. Un'altra cosa della quale Luzzi non avrà mai paura sono le ripetizioni, anzi, come dire, il tornare sugli stessi sintagmi sapientemente collocati fa parte del fascino della sua scrittura. Giovinetta, Giovinetta per le scogliose vie di Firenze. Perché scogliose? Perché le città natali sono sempre aspre, ruvide, perché Firenze è una città di pietra, così come è una città di acqua, di luce, di genio fiorentino, come l'avrebbe chiamata anche Luzzi in una bella prosa pubblicata in Trame dal titolo di Paragrafi fiorentini. Quindi queste vie scogliose fatte di elementi contundenti, disperse in un etereo continente, i venti si avvicendano e i tuoi passi al colmo traboccano nell'assente. Quindi le vie di Firenze, le vie di Luzzi, i paesaggi di Luzzi sono sempre battuti da venti fortissimi, c'è questo elemento dell'assenza che, come quello dell'attesa, è stato individuato come quelli tipici di questa poesia. Gli adolescenti nel silenzio delle strade ricercano i tuoi passi dispersi, che potrebbero essere anche un passo al singolare naturalmente, l'ombra, gli sguardi lenti caduti dalle tue ciglia sulle livide pietre dei crepuscoli, che ovviamente è un plurale per un singolare, disfiorando le porte e i davanzali, che quindi sono delle porte e dei davanzali che non hanno più fiori, mentre cosa succede? Si ripete la forma mortale. Perché? Perché la giovinetta Renata Monaci è morta, ma nella forma della giovinezza e delle giovinette altre giovani donne si avvicendano. E qui ci sarà tutto un tema tipicamente leopardiano, diciamo in quell'arco che va da Silvia a Nerina, della giovane che premuore e che naturalmente saranno riservate ad altri corpi, in altri corpi, altre odorate carezze. Odorate è un aggettivo, le vie odorate e gli orti era naturalmente leopardiano. Ma a riprova di quanto sia forte l'investimento quindi di questo elemento mortuario, che però Luzzi ha bisogno anche in qualche maniera di assumere, è una poesia tarda, è una poesia scritta nel 1952, ma se un lettore distratto apre le poesie di Luzzi, la trova ad Aprire la barca, che era del 1935. Cosa fa Luzzi? Reinterpreta l'intera poesia che aveva scritto fino a quel momento e quindi naturalmente non solo la barca, ma Vento notturno, Un brindisi, Quaderno gotico, quindi le prime 4 raccolte, premettendo una poesia
che si intitola Parca Villaggio. Il nome di Parca è un nome inquietante da un punto di vista perché è legata normalmente alla morte, villaggio ci riconduce a quel mondo dei piccoli centri urbani che si trovano, cioè piccoli centri campestri, si trovano nella campagna soprattutto, poche case. E nasce questo grande tema che poi attraverserà tutta la poesia di Luzzi, cioè della presenza materna. La madre come garanzia come figura garanzia di continuità tra le generazioni. È una poesia questa che ha avuto una genesi abbastanza elaborata. All'inizio era lo stesso personaggio poeta che parlava, mentre invece nella versione definitiva è di lui che si parla. A lungo si parlò di te attorno ai fuochi dopo le devozioni della sera, in queste case grigie ove impassibile il tempo porta e scaccia volti d'uomini. Dopo il discorso cadde su altri ed i suoi averi. Furono matrimoni, morti, nascite, il mesto rituale della vita. Qualcuno forestiero passò di qui e scomparve. Io, vecchia donna, in questa vecchia casa, cucio il passato col presente, intesso la tua infanzia con quella di tuo figlio che traversa la piazza con le rondini. Dunque la realtà, il paesaggio appunto di questi piccoli centri toscani, ma che poi erano uguali in tutta l'Italia perlomeno dell'epoca, questo mondo nel quale il passaggio della vita ha un senso perché la memoria degli uni passa agli altri, e quindi a lungo si parlò di te poeta, di te che te ne sei andato, di te che sei diventato quasi forestiero nel luogo che ti ha visto crescere. Va detto che i genitori di Luzzi venivano dal paese di San Pugnano, vicino a Grosseto, e quindi è il paesaggio anche della Maremma, di quella Maremma particolare, una Maremma però che era anche piena di necropoli, quindi questo senso della morte è presente. Si parlò di te attorno ai fuochi, il fuoco, il camino acceso come luogo di ritrovo, in queste case grigie ove impassibile il tempo porta e scaccia volti d'uomini. Il tempo è qualche cosa che, come dire, sta fuori, questo transito che travolge le singole individualità e che si colloca sopra, porta e scaccia. Abbiamo un campo semantico della fugacità potentissimo, della morte, e nello stesso tempo abbiamo anche però quest'idea della continuità, il cuscire, il figlio, eccetera. Il discorso cadde su altri ed i suoi averi, sono le cose di cui si parla del poeta che va ogni tanto, le vacanze, a trovare qualche parente, e poi si parla degli altri, i suoi averi, cosa la gente ha. Furono matrimoni, morti, nascite, birth, copulation and died, sono gli elementi di cui già aveva parlato Eliot. Tutta la poesia di Luzzi è imperniata anche di memorie, appunto già vi dicevo, qui in questo caso eliottiane. Il mesto rituale della vita, la vita poi se la si guarda a distanza si riduce a questo. Qualcuno forestiero passò di qui, scomparve, però a garanzia di tutto appunto c'è questa vecchia donna in una vecchia casa che cuce passato e presente. Quindi vedete che abbiamo in questa poesia una serie di contrapposizioni, giovani e vecchi, il figlio bambino addirittura, la nascita e la morte, l'arrivare, il vento porta, scacciare e manda via i volti degli uomini, tutte le cose
E poi abbiamo questo tempo come durata, naturalmente, che sopravanza, passa avanti alla vita individuale. Questa poesia, vi dicevo, degli anni 50, dove già trovate appunto questa scioltezza del parlare di Luzzi, anticipa le poesie di Avvento notturno, che sarà il libro pubblicato nei primi anni 40. Cosa era successo però a riprova dei turbamenti che vi dicevo, che Parca Villaggio ormai istituzionalizza? Che nella poesia di Luzzi cominciano a apparire gli interrogativi, le domande. Rifioriranno i tigli e le rose serali, dopo tutto quello che è successo per le vie pensierose? Potrà il tempo di maggio di nuovo portare i fiori? Abbiamo queste balze di fiori temerarie, perché ovviamente sono scoscese. Potranno, non a caso c'è il ricordo dell'Ete, abbiamo la dispersione della generazione dopo la guerra, ormai dove sono, oltre l'Ete, bisbigliano gli amici per le strade segrete con le mani serene e vagabonde. Quindi il mesto rituale della vita in fondo porta a questa interrogazione che Luzzi continuerà a porsi: dove attingerò io la mia vita ora che il tremebondo amore è morto? Oppure tu continua e perditi mia vita ancipite e indolore, ombra, non più che un'ombra è la mia vita, sono dei sintagmi luziani, il vento della mia vita in un turbine, il tempo ci dà vita e ci distrugge, un giorno della nostra vita. Ma proseguiamo. Splendida poesia che potrete trovare nel PowerPoint, Cimitero delle fanciulle, una poesia nella quale si profila una Firenze mortuaria come quella di cui avrebbe parlato Alfonso Gatto, un altro compagno di generazione, in una lirica straordinaria dedicata a Firenze. A volte penso che tu sia la morte, incantata città di trasparenza. Ecco, questa città bianca, con queste fanciulle bianche che muoiono giovani, mentre sullo sfondo ci sono delle selve, un immaginario nordico che viene dalla grande poesia europea, dal romanticismo simbolismo del quale appunto Luzzi si era nutrito, ma anche appunto lo spazio lontano, un vento vuoto si alza e parla coi tetti di voi morte. Qui l'ispirazione era venuta a Luzzi perché non solo a Firenze c'è nel centro della città il cimitero degli inglesi che avrebbe ispirato altre poesie, ma nella fattispecie era andato a visitare un convento che aveva accanto un piccolo cimitero dove erano sepolte molte fanciulle, probabilmente in seguito a qualche malattia e quindi però questa sensibilità appunto al tema della morte e agli squarci di paesaggio che le si accostano. L'ora langue sui colli e il cielo fa di me il limitare dei suoi mondi. Ma di nuovo una poesia ispirata a Renata Monaci. Già colgono i neri fiori dell'Ade, i fiori ghiacciati, viscidi di brina, le tue mani lente che l'ombra persuade e il silenzio trascina. Come vedete la ripetizione, fiori, fiori, primo, secondo verso, l'idea di queste mani lente che troveremo anche in altre liriche di Luzzi, per esempio esitavano a Eleusi i bei cipressi, le mani che cercano la notte,
le mani lente che l'ombra persuade, l'ombra ovviamente è la morte che persuade la fanciulla a abbandonarsi e viene trascinata dal silenzio. Decade sui fiochi prati deliso. Ecco, questo termine decadere va inteso nel senso etimologico di perdere di vitalità. Decade sui fiochi prati deliso, sui prati appannati, torbidi di bruma, il colchico struggente più che il tuo sorriso che la febbre consuma. Nel vento il tuo corpo raggia infingardo, tra vetri squillanti stella solitaria, e il tuo passo roco non è più che il ritardo delle rose nell'aria. Quindi abbiamo vento e aria nell'ultima quartina, le rose che avevano chiuso, e il tuo corpo non sia altro che rose, vi ricordate che aveva chiuso la traduzione del sonetto di Ronsard. Abbiamo il colchico che viene da Apollinaire, da Gian, da Pascoli, da Gozzano, da tutta il fiore velenoso naturalmente, ma abbiamo appunto abbiamo la fanciulla che viene risucchiata nell'Ade, Proserpina, abbiamo il ruolo del poeta che si fa novello Orfeo e che non può che tentare appunto di cantare questa fanciulla. Il tempo passa in fretta, vado più veloce, ma vorrei proporvi qualche altro testo passando a un'altra raccolta, e qui abbiamo Un cuore di vetro. Ma i tuoi capelli blu dimenticati al fuoco dei riflessi lungo i vetri rotanti. Qui è una donna bellissima e artefatta, dagli occhi nichellati, lo sguardo di chimera, ricordi campaniani, ma anche il ricordo di Baudelaire, la chevelure blu di cui Baudelaire aveva parlato, Éluard, di nuovo appunto la grande tradizione lirica, lo sguardo della chimera, lo sguardo incostante, ma io ricordo nell'aria la seconda strofa, l'occhio inerme della luna e un brio pallido d'ulivi. Il brio pallido d'ulivi sono gli ulivi con le foglie pallide, e quindi si sposta il brio perché c'è questo leggero movimento, un'iride addolcita dallo sguardo dell'erme deposta sopra il vento triste per i declivi, e le erme e le statue sono le uniche testimoni di questo passaggio. La forma del silenzio ed una rosa. Ecco, quindi però laddove vedete il brio pallido d'ulivi viene fatto di ricordarsi di García Lorca, il famoso testo per la morte di Ignacio Mejías, la brisa triste por los olivos. Ma questi poeti, la morte di Lorca l'avevano morto nell'agosto del 36, all'inizio della guerra civile, fucilato, l'avevano appresa e pianta di nascosto. Lorca lo leggevano di nascosto. È una generazione che ha mostrato il proprio dissenso politico semplicemente leggendo la grande letteratura europea, leggendo Proust, che era vietato perché era francese, perché era ebreo, perché era omosessuale, leggendo Lorca, che era stato ucciso dalle truppe franchiste e la cui morte ufficialmente i giornali avrebbero comunicato con 2 anni di ritardo. Cioè, voglio dire, occuparsi di traduzioni, occuparsi di poesia, parlare dei francesi era già in quegli anni un modo per testimoniare una qualche differenza. E poi delle liriche nelle quali si parlerà del non so come, nella nebbia che tu fosti. C'è una lirica dedicata a Venezia,
era venuto a Venezia nel 1942 Luzzi per venire a trovare Leone Traverso, il grande studioso di letteratura tedesca, grande traduttore di Rilke, un altro autore che ha tanto contato per la generazione, e aveva una pensioncina alla Giudecca. E qui in autunno abbiamo queste uve funebri in quest'acqua nebbiosa, in questi giardini d'amore vietati dal tempo. E poi questo senso appunto della continuità che viene cercato mentre si profila una singolare via crucis, un libro scritto dopo la guerra, fatto di 14 liriche, esattamente come sono le stanze appunto come se fossero stanze di una via crucis poetica. Esco, guardo, addossato ai muri alti, la mia patria ventosa e montuosa, prendo fiato, poi seguo la via crucis. Ovvero il destino appunto è quello di accettare il presente, di continuare nell'esistenza, in questa esistenza appunto che è fatta di vento, di monti, è fatta di speranze, di segnali che vengono dal passato, come quelle che arriveranno a Luzzi da questa Giuseppina che aveva trovato in un'antologia scolastica di una sua nipotina una poesia di Luzzi, e allora gli scrive e Luzzi risponde con questa lirica che la Giuseppina Mello, mi sembra che si chiamasse, avrebbe poi riscoperto tanti anni dopo. Che speri? Che ti riprometti, amica? Vedete la frequenza di questa parola? Se torni per così cupo viaggio, e il cupo viaggio è quello dell'esistenza naturalmente, fin qua dove nel sole le burrasche hanno una voce altissima, abbrunata, di gelsomino odorano e di frane, l'acqua, le burrasche, il vento che esaltano gli odori naturalmente. Mi trovo qui a questa età che sai, né giovane né vecchio, attendo, guardo questa vicissitudine sospesa, non so più quel che vuolli o mi fui imposto, entri nei miei pensieri e ne esci illesa. Tutto l'altro che deve essere ancora, il fiume scorre, la campagna varia, grandina, spiove, qualche cane latra, esce la luna, niente si riscuote, niente dal lungo sonno avventuroso. Quest'idea della sospensione, ci sarà una lirica altrettanto importante nell'imminenza dei 40 anni. 40 anni per Dante erano i 35, per Luzzi sono diventati i 40, l'età di mezzo nella quale non si è né giovani né vecchi e nella quale si sta a vedere cosa? La vicissitudine sospesa, il mondo, la propria vita che non si sa che strada finirà per prendere, non si sa quello che si era voluto, soprattutto non si sa più quello che si è scelto e quello che ci è stato dato in sorte. E le figure che hanno fatto parte del passato entrano ed escono, illese, non toccate, soprattutto se si tratta, come in questo caso, di una figura femminile. E poi accanto a questi, diciamo pure, sentimenti, il paesaggio invece, che rimane imperturbato. Tutto quello che deve essere continua a riprodursi, il fiume, la campagna che cambia, secondo le stagioni che si avvicendano. E questa parte degli anni 50, primi anni 60, sarà piena proprio di descrizioni di questi villaggi. Il poeta sceglie delle stagioni privilegiate, l'autunno fino, diciamo, a febbraio, marzo, proprio la stagione nella quale noi siamo. Sono delle stagioni nelle quali c'è molto vento, in questi piccoli centri della campagna toscana, un po' sopraelevati. Il poeta non sta più fuori, sta dentro, in un interno, in una stanza credibilmente vuota.
e guarda fuori. E fuori cosa vede? Il vento, della gente incappucciata che si copre e in fretta tenta di andare a ricovero. Io sono qui lo stesso che fu altrove in altro tempo, non importa quanto lontano né quanto diverso. E tu chi sei? È il momento più teso, diciamo, della ricerca religiosa di Luzzi, perché questo tu, che in alcune poesie della raccolta precedente era stato un tu di tipo mariano, una figura di tipo mariano, qui è invece evidentemente una figura di tipo cristologico. Il tempo medica le piaghe, a un certo punto dirà in una poesia: entra, vieni a mani basse, quindi la divinità che arrivi, che in qualche maniera si palesi. Qui ancora siamo alla ricerca di queste figure. Il tempo medica le piaghe, all'uomo dici è forza porre fine alle lacrime, è forza cominciare ogni giorno. La vita può darsi nella cenere, quindi questo continuo rimando alla perdita. E poi queste chiuse sempre col paesaggio, erano un po' anche leopardiane. La notte già tra i monti si prepara. A questo punto, a questa età indecisa, è troppo poco attendere che al fine, all'orizzonte ambiguo, una figura, un portatore di notizie appaia. Tutto, se mai verrà, verrà dal fondo di questa angoscia eterna, senza nome, goccia a goccia, durata e fatta mia. Questo solo non spero altro soccorso. E se del giorno un fievole ritardo vacilla sulle cime, presto è notte e tenebre che scavano passando e forme buie ed uomini con lampade. Quindi aspro vento di Quaresima, un paesaggio scavato, ferito, geme dentro le crepe, sotto gli usci, sibila, però io sono qui persona in una stanza, chiedersi dove sono gli altri e alla fine appunto come tu vuoi, la figura cristica, la tramontana screpola le argille, son qui che metto pine sul fuoco, porgo orecchio al fremere dei vetri, non ho calma né ansia. Tu che per lunga promessa vieni ed occupi il posto lasciato dalla sofferenza, non disperare o di me o di te. Fruga nelle adiacenze della casa, cerca i battenti grigi della porta. A poco la misura è colma, a poco, come tu vuoi, la solitudine trabocca, vieni ed entra, attingi a mani basse. È un giorno dell'inverno di quest'anno, un giorno della nostra vita. E continua così appunto la poesia Dal fondo delle campagne, prima Onore del vero, poi Dal fondo delle campagne. Questo mondo rurale che si fissa di nuovo in alcune date rituali, quella di Las Animas. Il libro di Luzzi porta una piccola chiosa, mi dice l'amico Jorge Guillén, uno dei grandi poeti della generazione spagnola di Lorca, che Las Animas in spagnolo significa il giorno dei morti. E quindi è una poesia scritta nel giorno dei morti, laddove c'è fuoco, laddove c'è vento e laddove c'è questo desiderio, questo bisogno di nuovo di fondere vita e morte, invocando dai morti vita per i vivi e i vivi che tendono a liberarsi, che devono per forza liberarsi dei morti. Requie dai morti per i vivi, requie di vivi e morti in una fiamma. Quindi dal fondo delle campagne l'erba come grande
metafora generazionale. Vi ricordo che di nuovo un altro grande poeta della terza generazione, Alfonso Gatto, ha scritto una poesia mirabile dal titolo Fumo l'erba, nella quale fumo l'erba voleva dire fumo una generazione che si identificava nelle cose semplici, tra lampo e lampo, flutto e flutto d'erba, fino al duro filamento, dove il tema della morte della madre di Luzzi, morta nel 59, che lo riconduce alla radice della campagna dalla quale era nata, lo induce a parlare di questo duro filamento dell'egia, di questo filo difficile da recidere, ma che però in qualche maniera va, come dire, dominato se si vuole continuare a vivere. È abbastanza impressionante che di fronte a questa madre che si chiamava Margherita, che gli aveva insegnato la fede e che gli evocava la Matelda dantesca, Luzzi, immaginandone un ritorno post mortem, possa in un dialogo dirgli: passa sotto la nostra casa qualche volta, volgi un pensiero al tempo che eravamo ancora uniti, ma non ti soffermare troppo a lungo. Quindi l'elemento del tempo che ritorna, questo tempo lungo sopra le cose, questo tempo presocratico tra Eraclito e Parmenide, di cui troveremo traccia in tante altre liriche. Ma direi che l'ora è passata, io mi fermerei qui, chiudendo appunto con Dentro l'anno, con tutto è giusto, cifra su cifra della somma, esatto al millesimo, o almeno così pare, almeno così il cuore è pronto a credere. E vi invito a notare di nuovo questa formula quasi aforistica che comincia a prendere piede nella poesia luziana, per cui l'ultimo distico in genere, in qualche maniera, diventa quasi una massima di saggezza, un modo col quale si intenta un'interpretazione difficile della vita. E vi ringrazio. Allora, credo di dover dare la parola a dei giovani lettori, Francesca Ballin e Enrico Pinzoni, che hanno scelto delle poesie opportunamente da raccolte successive a quelle delle quali vi ho parlato io, ma per tentare solo di fare un profilo di tutto Luzzi ci sarebbero volute 3 o 4 ore anche andare di corsa invece che una. Però avrete l'idea di come è mutato il linguaggio luziano. A lei la parola, il microfono. Di Mario Luzzi, tratto da Su fondamenti invisibili, il fiume. Quando si è giovani e uno per avventatezza o incuria segna senza badarvi il suo destino, molti anni o pochi giorni di vita irredimibile pagata tutta, o più tardi, quando l'uomo non è più lui, e come dimesso da un giudizio, si regge con moti cauti in una sopravvivenza minuziosa, in un tempo e nell'altro, in cui meno forte stride, meno crepita questo fuoco greco, il fiume, sceso giù dal giogo, non ha tutte le voci che oggi mi feriscono, festose e cupe, in vetta a questo ponte aguzzo. Il fiume, allora, ha una voce sola, o vitale o mortale. Chi l'ascolta ha un cuore solo, o greve o tempestoso. Tu, che tieni stretto il filo di refe nel labirinto, dove sei, che si scinda in tante voci la voce che mi guida, esclamo io, non si sa bene a chi, compagno fedele o ombra.
Sotto pruni di luce, oltre le pile, fiammeggia, scaglia un'acqua ambigua tra moto e immobilità. Fa freddo, pure scendono in molti per le ripe alle barche legate ai pali. In molti tentano il fiume e la sua primavera, su e giù, con i remi e le pagaie. Felici voi nel movimento, dico, mentre fisso dal ponte chi naviga con abbandono lena e guardo come crea nel molteplice l'unità la vita stessa. Di Mario Luzzi, tratto da Su fondamenti invisibili, per mare. Nel più alto punto, dove scienza è oblio d'ogni sapere, e certezza, mi dicono, certezza irrefutabile venuta incontro, o nel tempo, appeso a un filo d'un riacquisto d'infanzia, tra sonno e veglia, tra innocenza e colpa, dove c'è e non c'è opera nostra voluta e scelta, la salute della mente è là, dice una voce con cui contendo da anni, una voce che ora è di sirena. Si naviga tra Sardegna e Corsica, c'è un po' di mare e la barca pruata scarricchia. L'equipaggio dorme, ma due vegliano nella mezzaluce della plancia. È passato agosto, siamo alla rottura dei tempi. È una notte viva, viva, più di questa notte, viva tanto da serrarmi la gola. È la muta confidenza di quelli che riposano sicuri in mano d'altri e di questi che non lasciano la manovra e il calcolo mentre pregano per i loro uomini in mare da un punto oscuro della costa, mentre arriva dalla parte del Rodano qualche raffica. Bene, grazie. Grazie anche ai giovani lettori. Bene, grazie. Diciamo pure anche grazie a Luzzi in un certo senso. Eh beh sì.